L'età della raison, cioè l'età della ragione. Questa volta non sto proponendovi un proverbio, un modo di dire, anche se avec l'età della ragione in milanese vuol dire essere arrivato all'età della ragione. Poi dovremmo decidere quale sia l'età della ragione, insomma, ma possiamo tradurla in questo momento come il momento della ragione o della ragionevolezza. Perché ho l'impressione che, questo l'avevo già accennato più di 5 mesi fa, dopo i primi mesi di virus, di epidemia, che a mio parere in una situazione certamente molto complicata e anche drammatica, tragica per qualcuno, ci fosse una mancanza di ragionevolezza in alcune espressioni. Penso che la razionalità abbia lasciato troppo spazio invece alla irrazionalità. Questo è anche, diciamo così, normale, nel senso che quando uno si trova di fronte all'ignoto, all'inconsueto, a un pericolo improvviso soprattutto, certo può reagire magari distinto, può non riuscire ad affidarsi alla ragione, però è anche vero che dopo dobbiamo cercare di utilizzarla. Oggi per esempio essere arrivati quasi alle 8:30 di sera a non sapere cosa avremmo fatto domani mattina esattamente non mi è parso molto un esercizio di razionalità, però così, questo insomma è soltanto un esempio e vorrei così condividere qualche riflessione sul momento presente per allargarci un po' anche al modo di intendere la realtà che abbiamo noi. In Köln è San Carlo, oggi è San Carlo Borromeo, grande santo del Cinquecento, compatrono dell'Arcidiocesi di Milano. Oggi è anche la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, un tempo festa della vittoria, no? Della vittoria in quella prima guerra mondiale, che è stato certamente un momento anche quello molto drammatico, tragico per l'Italia, anche se concluso con la vittoria, ma sappiamo a quale prezzo. Ecco, in un giorno come questo, così ho pensato di cominciare un po' una piccola serie di riflessioni e interventi che magari potranno tener conto anche dei vostri suggerimenti. Se qualcuno ha da farmi qualche suggerimento o consiglio, ben venga, sono ben contento. San Carlo è stato un grande vescovo e quindi un grande uomo di fede, di preghiera, di carità, e però era in un tempo in cui la fede si accompagnava alla ragione, come dovrebbe essere sempre, come la fede si deve accompagnare alla ragione. E invece poi c'è stato questo, per ragioni storiche che poi magari torneremo a visionare, la ragione è andata per conto suo, comunque si pensa che la ragione può spiegare tutto e paradossalmente in quest'epoca in cui si pensa che la ragione ci spieghi tutto, in realtà poi ci facciamo prendere dalla irrazionalità. Questa è la prima riflessione che lascio, chiaramente non pretendo che tutti possano essere d'accordo, ma così è un piccolo contributo che volevo dare. Ripeto, almeno regurdemes che gem la raison, o meglio, se arriva all'età della raison, forse da un po' di tempo, penso io, un po' di ragione dobbiamo averla, non nel senso che abbiamo ragione perché non abbiamo torto, ma che abbiamo il cu per ragionare, abbiamo la testa, la mente per ragionare e dovremmo usarlo. Grazie, a presto, ciao!